Andiamo allora con il dottor Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP, Polizia di Stato. Ben ritrovato, ben ritrovati a voi, buona settimana. Abbiamo parlato della parte operativa, adesso nel servizio di Alessio Conforti, parliamo anche della parte politica. Oggi, tra le altre cose, la manifestazione, la cosiddetta marcia a Roma per protestare contro il governo del Conte bis. Il sindacato di polizie, lei in particolare, che cosa si aspetta da 5 Stelle ora e centro-sinistra assieme, che si sono coalizzati per, diciamo, almeno cercare di governare da qui i prossimi 3 anni? Beh, intanto ben ritrovati. Un inciso per quello che è andato in onda. Io cosa avevo detto 2 o 3 settimane fa? Avevo guardato avanti, non utilizzatelo, guardate le registrazioni vecchie sulle mie pagine, sul mio social. Non utilizzate, che poi non ce n'è più, non ve lo danno più. Parliamo di cose anche ancora più serie di questo governo, ma guardi, noi lo sa benissimo, noi non vogliamo entrare in merito alla politica, se non quella politica sindacale, insomma, che rappresentiamo. Il problema è che da questo governo cerchiamo di avere una continuazione dei rapporti che avevamo iniziato per raggiungere degli obiettivi, chiaramente, che noi dell'FSP, ma comunque delle attività sindacali, ci eravamo preposti di ottenere col governo precedente. Salvini, ora, ovviamente il vostro capo, il riferimento, no? Ministro dell'Interno, vi ha soddisfatto in questo anno qualche mese? Cioè, ha esaudito le vostre richieste o è stato un tempo troppo esiguo? Sì, è stato, io non voglio scagliare coltelli o cose, crediamo che sia stato lì troppo poco dalle promesse che erano state fatte. Comunque non è uscito nulla sugli arruolamenti che erano stati iniziati prima che questo governo cadesse. Erano già progetti triennali che erano stati proposti dal governo precedente. Quindi potenziamenti sul Friuli Venezia Giulia, perché ci interessa la nostra regione. Io ho protestato perché da questi teleschermi, quindi non possiamo negare o nasconderci dietro il dito. Avevo detto, visto che il ministro si era impegnato così in fretta a costruire un decreto bis sicurezza, si interessi anche del Friuli Venezia Giulia, delle promesse degli arrivi che dovevano essere a potenziare i nostri confini. Adesso i confini li hanno aperti, li hanno tolti, e quindi voglio capire cosa sta succedendo, cosa è successo. Comunque, ripeto, la parte politica non mi interessa, sta di fatto che alla sua domanda io devo rispondere no, non è stato fatto nulla, perché in Friuli Venezia Giulia non è arrivato nessuno di quelli predisposti. C'era stato qui un capo della polizia, c'era stato qui un ministro, e io l'avevo detto, l'avevo attaccato anche ultimamente, perché le promesse di potenziare i confini del Friuli Venezia Giulia, quindi le questure, i posti e gli uffici di polizia del Friuli Venezia Giulia, non sono stati potenziati. Non mi parlate, ripeto, di numeretti, perché non si tiene mai in considerazione da parte dell'istituzione di quelli che vanno in pensione e di quelli che possono andare in pensione, perché sono due ben cose diverse. Cioè, uno va perché per raggiunti i limiti di età o per altre motivazioni, uno ha la possibilità di andare via, fa la domanda, è una cosa incerta. Quello purtroppo è una forza persa, perché è un elemento che può andare in pensione da un momento all'altro. Quindi i famosi numerini che si ribadiscono ogni volta, a Udine 10, a Pordenone 15, intanto parliamo già di 1 anno e mezzo fa, e quindi quante persone sono andate in pensione. Per questo governo, ribadisco, cerchiamo che per quanto riguarda la sicurezza e soprattutto il comparto sicurezza, io l'ultima volta ho detto sono spariti. Sì, diciamo così, è una carriera sensibile sì, è una carriera prefettizia, un attimino diversa dalla nostra. È una persona che comunque ha lavorato in una città come Milano, per ultimo, che ha capito, che speriamo, insomma, che abbia le visioni chiare di quello che è soprattutto l'ordine pubblico, perché quello che ci preoccupa, al di là di tutta la carrellata di cose che io le potrei elencare ai telespettatori, elencare di quello che ci manca, è importante anche, e l'ho sempre detto, l'attività di piazza e l'ordine pubblico. Cioè,
questo governo deve mettere mano alle famose leggi speciali per le forze dell'ordine, perché non è possibile che un poliziotto, un carabiniere, comunque un appartenente delle forze dell'ordine in piazza venga preso a sassate o a bastonate e non può o non possa rispondere in maniera adeguata all'attacco, cioè non esiste, no? Perché è chiaro, perché rischia sicuramente questo processo, sicuramente una sanzione disciplinare, sicuramente dovrà pagarsi un avvocato con rischio di allontanamento dalle forze dell'ordine. Questa è la cosa più grave. Allora, diciamo, abbiamo un contratto di lavoro scaduto, avevamo messo in piedi questa attività, abbiamo il riordino delle carriere messo in piedi, cadono tutte le cose di cui stavamo lavorando. Ripeto, una delle cose più importanti che a me interessa, al di là della equiparazione degli stipendi, ma l'assunzione di nuovo personale. Speriamo, ripeto, già sono spariti 3 milioni e mezzo di euro, speriamo che questo governo sia interessato anch'esso e non solo sulla carta alla sicurezza e ci dia spazio almeno di un confronto per fare capire di quello di cui abbiamo bisogno, mezzi e strumenti. Vedete cosa succede? Se lì ci sono attrezzature dell'87 e se lì non ci sono più gli spray, io dico perché non spendere dei soldi per la sicurezza e investire sugli strumenti di difesa, perché mi pare che se andiamo a guardare, in conclusione andiamo a guardare qualsiasi tipologia ultimamente di reati, credo che anche l'Italia sia abbastanza, e anche il nostro territorio ci veda in strada con la tensione di andare a lavorare e di non tornare a casa dalle proprie famiglie. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie a voi. Ed esplicito come sempre l'amico Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Via Cappuccini a Pordenone, tasse comunali azzerate ai commercianti. In arrivo anche un'altra novità, una decorazione artistica che abbellirà il marciapiede del servizio.